Ben ritrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo a Sedeglianum. Prima di metterci in macchina andiamo insieme a sfogliare il settimanale Il Friuli in edicola proprio oggi, venerdì 28 settembre. In copertina studenti passati ai raggi X, bambini ciccioni, colpa delle mamme, e agli adolescenti bisogna insegnare disciplina e pazienza. Focus anche sul, i gusti dei friulani. È boom di pizza al taglio, street food e kebab gestiti da stranieri. A scuola di razzismo, così nel ventennio si insegnava ai friulani a odiare. Uno scritto che riemerge dal passato, un tema di una bambina del 1930 ritrovato a Gorizia, una notizia curiosa e insomma tutto sommato piuttosto attuale. Focus anche su Carlino, invasione del granchio blu, a Udine Vigilantes non solo in Borgo Stazione, e poi a Maniago fibra ultra larga nelle scuole e Staranzano il triangolo rosso sotto assedio. Sfogliamo insieme. Allora partiamo dall'inchiesta bambini ciccione e mamme colpevoli. L'indagine Occhio alla salute sui bambini in età scolare denuncia un'alimentazione scorretta e stili di vita spesso sbagliati che peggiorano poi con l'adolescenza. E allora ecco alcuni focus su quelle che sono le buone abitudini: sonno, bocche sane e movimento, e naturalmente anche un'attenzione in particolare all'alimentazione. Il mattino ha in bocca l'oro e i cereali, e poi frutta e verdura vanno sempre bene, ma scelte in base alla stagione. E ecco qua un numero importante: sono 19, il 19% è la percentuale di bambini residenti in regione che risulta sovrappeso, il 4% è obeso, l'1% risulta in condizioni di obesità grave, mentre il 74% è per fortuna normopeso. Ci spostiamo invece nelle pagine successive per parlare degli adolescenti. Insegniamo ai ragazzi la pazienza, parola di Daniele Fedeli, docente di pedagogia, che parla di quanto sia indispensabile saper guidare i giovani nello sviluppo delle proprie abilità. E poi abbiamo anche appunto dei focus locali sulle mense e sulle scuole multiculturali. Ecco qui, scuola di odio esaltando la razza italica. Questo è uno scritto sotto dettatura sul quaderno di una bambina di 8 anni di Gorizia, e tra le righe un errore quasi salvifico con l'incitamento alla potenza demografica, e correva l'anno 1930. Abbiamo appena ricordato il 18 settembre del 38, quando a Trieste Mussolini annunciò le leggi razziali contro le comunità ebraiche, e prima di quella data nelle scuole del Friuli si insegnava già l'odio razziale e la supremazia per volontà divina della stirpe italica. Insomma, un pezzo tutto da leggere. Andiamo oltre e abbiamo parlato di adolescenti, di bambini, di cattive o buone abitudini alimentari, e qui si parla dei gusti dei friulani, perché il pasto veloce piace e non conosce alcuna crisi nemmeno sul nostro territorio. Pizza e takeaway. Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni dove si registra il maggior aumento di aziende specializzate in cibo da asporto e pizze al taglio. Quest'anno toccano quasi quota 564 per la precisione, e per la maggior parte sono gestite da cittadini extracomunitari, imprenditori che hanno portato anche i loro gusti, i loro sapori qui nel nostro Friuli. E oltre al kebab naturalmente c'è spazio anche per il frico, perché l'abbinamento tra cibo etnico e cibo locale è assolutamente da fare, da sperimentare insomma. E poi il parere di Carlo Dallava, presidente provinciale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che dice: è ora di darsi una mossa. Stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione negli stili di consumo, ed è bene che gli imprenditori sappiano cogliere appieno ogni opportunità. Sfogliamo ancora all'interno di questo numero l'inserto gratuito Family Casa, l'arte di abitare le sfumature dello stile. La fiera della casa moderna da 65 edizioni è un punto di riferimento per tutto quello che riguarda l'abitazione, dall'arredamento naturalmente alle nuove tecnologie, e all'interno del numero di oggi ci sono diversi spunti, dalla casa domotica che diventa intelligente, ma anche focus sui terremoto e sul legno, un materiale assolutamente che riscopre una seconda vita. E infine vi porto all'interno della pagina degli spettacoli, perché
diciamo che Andrea Ioime ci porta indietro nel tempo ancora una volta, però con la musica, la provincia punk e i veri anni '80, e stiamo parlando di Udine perché quest'oggi racconta la storia di una band udinese, i Detonazione, che contribuì a rendere il Friuli un caso nazionale in un periodo in cui la creatività giovanile era più forte dell'apatia e poteva arrivare anche in luoghi impensabili. E quindi vedete, Detonazione, insomma, c'è una bella novità perché è uscito un album di registrazioni, e quindi insomma tornano non soltanto sulla carta, ma tornano anche realmente, appunto, un live dei Detonazioni, in cui c'è l'intervista a Giorgio Cantoni. Adesso noi invece ci mettiamo in marcia e con Gian Domenico Ricci andiamo a conoscere un nuovo edicolante. Ci spostiamo a Sedegliano, venite con noi. Eccoci arrivati in piazza Sedegliano da carta e regalo di Raffaella Trevisan. Accanto a me il marito Gianni che dà una mano in questa attività in centro al paese. Buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo tornati a Bentornati. trovarvi. Grazie, Bentornati. per noi è un piacere. Facciamo un breve riassunto. Questa edicola come nasce e chi sono, diciamo, quelli che stanno dietro il bancone? Dunque, nasce 35 anni fa e mia moglie era da sola, naturalmente quella volta, poi andando col tempo abbiamo implementato gli articoli e poi io sono andato in pensione, sono arrivato qua a dare una mano e poi c'è la sorella che sono 15 anni che collabora con noi, la sorella di mia moglie, e nel tempo si è modificato, diciamo, il negozio perché inizialmente era articoli da regalo, giocattoli, e non c'erano i giornali, giocattoli, cartoleria, poi andando abbiamo preso i giornali, poi è diventato più un centro servizi per il paese perché mancavano, non so, mancava la fotocopiatrice, mancavano i fax, chiavette eccetera. Noi abbiamo integrato questi servizi e appunto adesso abbiamo un bel negozio, ecco, che funziona. È un'impresa familiare, siete Sì. anche tabacchino, eccetera, e come molte edicole anche voi naturalmente offrite dei servizi extra, specie in un paese che, insomma, Esatto. dove ci sono magari anziani che hanno anche bisogno di servizi. Esatto, cioè facciamo la fotocopia, facciamo le scannerizzazioni, abbiamo tutti questi servizi per integrare appunto quello che non ha il computer a casa oppure deve fare qualcosa di moderno, ecco. Certo. E come si viene incontro? 35 anni a contatto con il pubblico e 35 anni ogni giorno, perché l'edicola è aperta 7 su 7, a Sì. contatto con la gente del posto, quindi insomma sappiamo, ci si diventa amici eccetera, però come si coltivano questi rapporti? Beh, diciamo che appunto conoscendo giornalmente, cioè frequentando giornalmente 150-200 clienti, no? Diventi per forza amico e quindi siamo in piazza e quindi riesci ad avere rapporti molto buoni con tutti, ecco. E anche intercettare i gusti in modo da sapere, Certo. perché poi le edicole sono dei veri e propri negozi ormai. Esatto, sì. E, diciamo che facciamo anche da interfaccia all'amministrazione comunale, non so, uno viene qua, chiede anche l'orario del municipio che è qua a fianco, no? Oppure chiede, non so, la corriera che ora passa, quindi dai un servizio a tutto il Un piccolo centro servizio. Esatto. Siamo l'unico punto vendita, l'unica edicola del comune, quindi adesso ci sono tantissime novità pubblicizzate anche in televisione, quindi bustine di ogni genere, per i maschietti Pokémon, Yu-Gi-Oh, tutte quelle cose lì, per le ragazzine gommosi, bamboline, e quindi qua vengono e ti dicono ho visto, è arrivato, posso vedere, e allora siccome ho una seggiolina di quelle di quando avevo i bambini miei piccoli, la metto lì e loro vanno su
e guardano, e ah ecco l'ho trovato, felici. Quindi tocca rimanere aggiornati anche su queste cose, bisogna essere in anticipo anche. Infatti non vedo più cartoni animati perché i miei sono grandi, però con queste cose me ne intendo. Sì, sì, no, ma è bello perché li vedi felici e contenti loro quando trovano quello che cercano, insomma, ecco. Sì, 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 sì. E quindi si rimane giovani, anche noi, insomma, cioè viviamo in un posto dove c'è gioventù, ecco. Ecco, il nostro negozio è questo. A Sedegliano, quali sono, diciamo, quelle che possono essere le problematiche più sentite? Ci sono stati anche degli episodi eclatanti, diciamo qui anche nel nostro comune, è la sicurezza che i cittadini percepiscono e poi le pericolosità che poi vengono anche alimentate naturalmente dai mass media e tutte si vedono queste cose e la gente purtroppo ha queste preoccupazioni e cerca e chiede sempre di più sicurezza. Sì, ci sono stati dei furti, una banda che aveva, insomma, e si sono mobilitati anche i cittadini a dare informazioni. Ricordo benissimo, i cittadini hanno fatto la loro parte, perché questa è la parte dei cittadini. Abbiamo appunto un'inchiesta dedicata ai giovani in cui insomma si evidenzia. Quella categoria. No, ma i giovani di oggi fanno poco sport, poca attività, tanta sedia, tanto computer. Io vedo tanti ragazzi che corrono in bicicletta, a piedi, credo che ci sia forse più di una volta, non si può generalizzare. Insomma, la bicicletta dovrebbe essere il mezzo del futuro, la macchina ormai è morta, non lo sanno ma la macchina è morta, insomma, no? Anche per qualche anno si continuerà a usarla ma sempre meno. Sì. Lei abita in una frazione di Sedegliano. E come si sta, come ci si muove, come sono i servizi? No, secondo me va tutto bene, quasi tutto bene, perché il bene non si può dire è sempre a perfezione, però insomma si vive abbastanza bene. Edicola Friuli anche quest'oggi finisce qui e da Sedegliano è tutto. Il prossimo appuntamento è sempre qui venerdì alle 18:45 circa su Telefriuli e saremo a Cividale. Grazie ai nostri ospiti e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, è sempre un piacere avervi. Alla prossima allora. Grazie e buon lavoro. Grazie mille a voi.